Sono Monica Bonagiunti, Senior Consultant per Core Consulting, sono formatrice, sono coach, in generale direi che mi piace dire che mi occupo di sviluppo delle persone e di opportunità per le aziende. Sentiero mi viene in mente quello che è il trend nella formazione, ma credo un trend a livello sociale, dove ognuno si deve far carico del proprio percorso di sviluppo, quindi questi ambienti self-paced li chiamiamo nel training, dove sostanzialmente le persone si fanno artefici del proprio sviluppo e scelgono un po' il proprio percorso, e questo credo che sia nel verso di una responsabilizzazione maggiore e un cambio di paradigma. Quindi un passaggio, una volta era l'azienda che si faceva carico dei percorsi di sviluppo e li determinava per le persone, adesso siamo sempre più empowered anche in questo senso, quindi ognuno di noi si sceglie un po' il proprio sentiero di sviluppo. Il qui ed ora credo che sia un paradosso al giorno d'oggi, forse è veramente una delle sfide più difficili. Qui ed ora in un mondo dove siamo continuamente chiamati a rispondere a nuovi stimoli, abbiamo più email, WhatsApp, più cellulari, tutte cose che ci portano ad essere altrove. Quindi la presenza a se stessi, la presenza nelle relazioni, l'essere estremamente consapevoli, lucidi e presenti è in realtà una grande sfida. Leggevo anche recentemente che è un lusso la presenza, anche adesso ci sono questi alberghi che offrono queste experience disconnesse proprio per agevolare questa presenza, quindi non c'è un modo di rispondere a questo paradosso a livello logico, ognuno deve trovare una propria strada, credo che sia fondamentale insomma la presenza. Alleanza in un mondo, nell'esperienza viviamo nell'economia sì, meglio perché qua mi sono... alleanza, mi viene in mente l'economia del networking. Viviamo di networking, i rapporti tra le persone, quindi networking nei rapporti tra le persone, networking nei rapporti tra le aziende, dove si compete ma si collabora anche come diciamo alleati. Ecco un altro paradosso della nostra società, così come in azienda. Competiamo ma lavoriamo insieme e dobbiamo essere alleati.